Da oggi, 1° febbraio, cambiano le regole per l'utilizzo del Green Pass. Scatta infatti l'obbligo di quello base, che si può ottenere anche con un tampone negativo, per entrare nei negozi, alle poste, in banca e negli uffici pubblici. Quindi anche in tribunale, dove fino ad ora era richiesto solo a personale amministrativo, magistrati, avvocati, consulenti, periti e ausiliari del giudice, sempre escluse invece le parti processuali e i testimoni. Nel Tribunale di Varese, per regolare in modo efficiente l'accesso del pubblico, la verifica del Green Pass base avviene da oggi con 2 apparecchi all'ingresso, che leggono automaticamente la certificazione verde e in caso di responso positivo producono un tagliando. L'utente può esibirlo in caso di controlli oppure utilizzarlo per un nuovo ingresso nella stessa giornata. Un ulteriore step della normativa è fissato per il 15 febbraio con riferimento all'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni. Da quel giorno, per entrare nel Tribunale di Varese, chi ha compiuto 50 anni dovrà esibire il Green Pass rafforzato, che non si ottiene con un semplice tampone ma solo con vaccinazione o guarigione. Per tutti gli altri sarà sufficiente il Green Pass base, come oggi.